Ciao a tutti, oggi siamo a piedi con il nostro amico Gianluca. Ci troviamo sui Magredi del Cellina. No? Ah, siamo al Pradut qua. Sì. Ah, e dove andiamo? In cima al Monte Rosetun. Mi credevo il Resetun fosse roba da mangiare. È per quel che sono venuto via. Una dita andemmo a fare il Resetun, credevo che si andava a bere, a mangiare. Percorsi circa 400 metri dall'auto, lì del Pradut, incontriamo il sentiero che va su a sinistra, che è il 961 se non sbaglio, che poi a un certo punto ci porta a una forcella dove lo abbandoneremo per prendere il sentiero che va su a Resetun. 961. Quanto di dislivello? 600 metri hai detto? Più o meno. Sopra la cava, Opolis, e sono innestato con Occhio che si scivola qua. per andare in mezzo al bosco, quel punto che ti arrivi, manca poco per arrivare a quella Alla forcella. Juan? 1600? Una monata. È massa facile così. metri scarsi. Guarda che bellezza. Adesso facciamo pausa, un po' d'acqua, ci sediamo un attimo per riprendere fiato. Ripartiamo dopo aver mangiato e bevuto. Vai, vai. Questa è già la seconda colazione per lui, per me è la terza. Dopo farò anche la quarta. Guarda! Guarda che meraviglia! Qua siamo già sotto il massiccio. Qua scommetto che sei impronte di dinosauro. Adesso saliamo su per di qua, che è abbastanza ripido. Shum, shum, shum. Lì lassù dovremmo arrivare. Dove sei? Sì, è una grotta sta qua. Saranno 6 metri. Aranca qua, deve essere che è tutto un buco qua, è meglio cavarsi. Che se buchi anche qua, anche là, tutto intorno è un buco. Sì, non voglio fare troppo abusi. Di passaggio. Guarda che spettacolo, una meraviglia. L'altro versante. Dai, Perché? La strada degli alpini deve essere che corre. allora siamo all'incrocio. Può darsi. Ah, è questa. Questa Rosetun è di qua. Che non si sa mai, torna sempre utile, con Rosario qua. Cima Colon, cima Rosetun. Ecco di qua. Forcella Clautana. Yep. Lì c'è più di una cavità, 1, 2, 3, 4 cavità, è pieno, tutto un buso. Arrivo. Te sa amico i miei video, guarda che panorama stupendo.
L'abbiamo fatta in bici, stato quello. Lì vai giù a Cassella. E lo là a Casselva. L'altra volta siamo scesi alla Casavento. Adesso io voglio scendere giù al lago Casselva. Dove che sei le tronconere? Le tronconere, esatto. Bravo! Vedi tu che ti ha studiato? L'avevamo fatto. Quello è il colon. Wow. Up. Tento a perdere l'equilibrio qua, Oppure c'è il sentiero anche che taglia. E da lì poi c'è il sentiero che parte e vai su al route. 200 metri. E poi queste vasonate, tocca dormire fuori da qualche parte. Sarebbe bello fare. Non l'ho mai fatto da quando faccio montagna, giri così fuori nei rifugi. Mi manca. Dormire fuori adesso la figata. Vabbè, nuvole che vengono su. Non vedo ancora nessuna cima. Urco Can, ecco qua. Ok, adesso ci siamo. È un gioco da ragazzi sto qua. Sì, roba tranquilla, tranquilla. Anche se ti sbrissa sotto e mora e basta, non è niente grave. Yup. Yeah. Che ne copre le nuvole, dove c'è la strada là che fa quella. Bellissimo, altissimo, lievissimo. Non credo che ci siano nuvole minacciose, però. Se arrivo a vedere Casavento, No, Dov'è? siamo in cima. 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 Si vede niente. Il problema è tornare giù adesso però. Vede due. Non vedo niente. Prima che torni a coprire, adesso c'è il sole che la
guarda quanti fiori che le qua. Vedi là? Guarda, due tetti rossi. Quella è la strada che porta al Greco. Ma non sembreria tanto rischio di pioggia. Dici? Però chissà. Guarda le nuvole, che roba. Dici che si annuvoli? Diciamo che se non sei tanto allenato. Beh, un modo o nell'altro giù ci arrivi. Vai giù sempre sbilanciato, adesso basta poco per 550 metri finché non arrivi. È un bell'arcano qua, fioi. La ferrata di cima Manera più o meno l'ultimo pezzo è così, dentro una gola ancora. Passo fermo. Ok. Che bello! Ma che belle cose! Ho visto meglio. Non abbiamo patito il caldo, non più di tanto. Mao? Mao? Adesso dovremmo andare per di là, Dove? E adesso qua di nuovo un tratto schifoso sulla moto. Vedi che questo è schifioso. Ecco i genoli. Oggi mi ha detto che non avere problemi, doveva andare via, perché io devo avere che fare delle emozioni.
con un goccia male, che non c'è niente al lavoro. Dopo che mi danno a partire dal monte, questo qui. Dito che sembra Valsughet. Sì, dove sono proprio di Fontanelli, però niente di più. Si sperava un bel vedere, ma adesso che nuvole. E ti riviso rodolando. Ecco, siamo usciti dall'ultimo tratto un po' pericoloso. Ormai. Zio Zic. Questa che non costi 10 euro. Sì, ci siamo persi. Andiamo di qua, dai. Guarda che roba. Porco. Avrei fatto anche bivacco campestream, là, dopo toccava andare sul Finga. Oggi questo giro qua più che buono, tranquillo. Sul Colon là deve essere più brutto ancora. Per quello si chiama Colon. Quella montagna lì. Però deve essere un po'. La prossima volta andiamo sul Monte Ferrara. Ah sì. Sentiero, tranquillo, poco esposto. Un'autostrada insomma. Dai fulmini, fulminai. Anche a noi ne potrebbe succedere adesso. Guarda che belli. Pino Mugo. Da una parte dall'altra. Poi posso capire ancora cosa. Siamo arrivati? No. Col ciavat. Poi tornare alla macchina, parole lunghe. Abbiamo finito. Ah, qua dovrebbe essere, porta sempre giù da qualche parte. No, ma questa non muore, va forse giù verso. Ma c'era, capita dall'altra parte. Dove era Ensimo lassù?